Amici telespettatori, finalmente la bellissima rubrica dell'indovinello. Un benvenuto da Alberto e un benvenuto anche da... Ciao da Marilena. Allora, innanzitutto devo dirvi che questa settimana ci sono state grandissime novità, soprattutto perché ci sono stati ben 4 vincitori, pensate bene, non solo, è una grandissima marea di SMS. Molti. Fra cui praticamente noi ne abbiamo presi alcuni molto curiosi, appunto, da farvi vedere e da farvi soprattutto sentire. Innanzitutto mandiamo in sovraimpressione l'oggetto misterioso della settimana scorsa. Come state vedendo era deformato in una maniera tale da non poterlo riconoscere facilmente, ma nonostante questo hanno indovinato lo stesso. Allora Marilena, cominciamo subito con gli SMS che ci hanno inviato? Sì, certo. Allora, un computer ce lo invia Giuseppe da Trapani. Un computer, Giuseppe da Trapani, ma purtroppo non è neanche un computer. Mi dispiace per Giuseppe, ma andiamo avanti. Un martello ce lo invia Sharon da Trapani. Sharon, la piccola Sharon, grandissima nostra fan, ciao Sharon, ma purtroppo devo dire anche per te che non è questo e quindi hai sbagliato anche tu. Andiamo avanti e leggiamo. Un orologio ce lo invia Francesca da Trapani. Un orologio, Francesca da Trapani, purtroppo non è neanche un orologio. Continuiamo con... Un manubrio da palestra ce lo invia Manuela da Trapani. Un manubrio da palestra, pensate bene, Manuela da Trapani, deve essere molto fantasiosa o eventualmente una sportiva. Sì, infatti. Però Manuela, devo dire che purtroppo non hai indovinato neanche tu. Andiamo avanti e leggiamo. Un disegno ce lo invia Silvia, Antonio e Francesca da Trapani. Silvia, Antonio e Francesca da Trapani, purtroppo devo dire anche a voi che non avete indovinato. Continuiamo con... Un anello ce lo invia Andrea da Marsala e Giovanni da Trapani. Andrea da Marsala e Giovanni da Trapani non hanno neanche indovinato loro, perché non era un albero. Non era un anello, no. Giusto? Ora un albero ce lo invia Chiara da Calatafimi e Giuseppe da Trapani. Chiara da Calatafimi e Giuseppe da Trapani, ma purtroppo devo dire che hanno sbagliato anche loro, perché non era un albero. Neanche Continuiamo con... Un'ecografia ce lo invia Battista da Marsala. Un'ecografia, che fantasia! Ma veramente, un'ecografia. che fantasia! E intanto non era neanche un'ecografia. Andiamo avanti? Un innaffiatoio, Nadia da Gibellina. Un innaffiatoio, Nadia da Gibellina, ma purtroppo non era neanche questo. Neanche quello. Un ferro di cavallo, ce lo invia Vita da Trapani. Ferro di cavallo, Vita da Trapani, ma purtroppo ha sbagliato anche lei. Che lei sì. Una penna da Francesca da Trapani. Una penna, Francesca da Trapani, hai sbagliato anche tu, non era una penna, anche perché la forma era troppo deformata. Che penna era? Francesca, andiamo avanti, dai. Un telefonino, ce lo invia Salvo da Trapani. Un telefonino, poteva essere telefonino perché tra tutti i buchi, cose, sto fatto che era nero, magari poteva essere lo schermo, ma purtroppo non è neanche un telefonino. Andiamo avanti? Un guanto, ce lo invia Rosalba e Roberto da Marsala. Un guanto, devo dire magari che le forme potevano far pensare al guanto, alla mano, perché io ho detto che c'entra la mano, però purtroppo hanno sbagliato anche loro. Andiamo avanti? Un lettore DVD, ce lo invia Nicola da Castelvetrano. Un lettore DVD, pensate bene, e purtroppo devo dire anche per Nicolò da Castelvetrano non era un lettore DVD. Andiamo avanti e leggiamo. Un aspirapolvere. Un aspirapolvere. Ce lo invia Flo da Marsala. Flo da Marsala, ma purtroppo non è neanche un aspirapolvere. Il manico dove ce l'hai visto, Flo? Flo. L'ha visto. Va bene, andiamo avanti. Una scrittura. Una scrittura, questo che ce lo invia? Simona da Trapani. Simona da Trapani, invece non è una scrittura. Neanche no. Andiamo avanti e leggiamo. Una bottiglia, ce lo invia Mario da Valderice. Una bottiglia, poteva anche essere, attenzione, perché tutta deformata, poteva anche essere. Ma non è neanche quella. Esatto. Andiamo avanti. Un tappeto, ce lo invia Angelo e Mariella da Trapani, sono dei fan accaniti. Angelo e Mariella da Trapani, grandissimi nostri fan, un grande bacione. E un grande abbraccio affettuoso perché sono dei fan davvero, come dire, terribili. Però purtroppo devo dire che non avete indovinato, per cui andiamo avanti. Un pesce. E questo che ce lo manda? Sempre Angelo e Mariella. Sempre loro, e purtroppo devo dire che non hanno indovinato neanche questa volta. Andiamo avanti? Uno scoiattolo, ce lo invia Giusy da Trapani. Uno scoiattolo, dal colore ci poteva sembrare, però non era lui. Non è neanche. Andiamo avanti? Un cavallo. Un cavallo, pensate bene. Ce lo invia Angelo da Mazzara del Vallo e Vita da Trapani. E purtroppo non era neanche un cavallo. Andiamo avanti?
Un quaderno, ce lo invia Rita da Mazzara del Vallo. Un quaderno per Rita da Mazzara del Vallo, ma purtroppo non è un quaderno, ve l'avevo detto, amici telespettatori, che gli SMS erano moltissimi. Difatti noi abbiamo preso soprattutto i concentrati, praticamente i più curiosi, perché ce n'erano addirittura da non poterli leggere, va? Figuratevi. Allora andiamo avanti. Una tartaruga, Tartaruga, pensate bene. ce lo inviano Vincenzo e Rita da Mazzara del Vallo. Vincenzo e Rita da Mazzara del Vallo, ma purtroppo non era neanche una tartaruga. Andiamo avanti. Un pianoforte, ce lo inviano Angelo e Rita da Mazzara del Vallo. E non era neanche un pianoforte. Neanche quello. Un gabinetto. Un gabinetto, pensate bene, un gabinetto. Sempre Angelo e Mariella da Trapani. Perché sarà che hanno visto il buco nero, perciò dice là. Hanno pensato fosse un gabinetto, ma non lo è. La pensata era buona. Forse. Però non purtroppo lo la soluzione non era quella. Non è quella. Andiamo avanti. Un bracciale, Un bracciale, chi ce lo manda? Alessio da Marsala e Vita da Trapani. Alessio e Vita da Trapani, ma purtroppo non era neanche un Neanche bracciale. quello, no. E finiamo con Un'unghia, un'unghia, che ce lo manda? Nicola e Vita da Trapani. Nicola e Vita da Trapani, e purtroppo non era neanche un'unghia. Adesso naturalmente dobbiamo dire qual era l'oggetto misterioso, perché amici telespettatori state guardando in sovraimpressione, l'oggetto misterioso è tutto deformato, e noi vi diciamo innanzitutto i vincitori chi sono stati. I vincitori sono stati Vincenzo e Giulia da Paceco. Agnese da Trapani, Andrea da Valderice, Giovanna da Trapani. Allora questi amici telespettatori hanno indovinato l'oggetto misterioso, che era una chitarra. Sì, una chitarra. Era una chitarra, pensate bene. E adesso amici telespettatori state vedendo, era facile riconoscerlo per chi lo sapeva naturalmente. Certo. Va bene, Sì. ora ci vedremo naturalmente l'intervista che abbiamo fatto ai vincitori dell'indovinello, e ci vedremo subito dopo praticamente l'intervista, ok? A dopo, non muovetevi. Eccoci qua amici telespettatori, sono con due piccoli vincitori dell'indovinello della settimana scorsa, ossia l'oggetto misterioso. Vi voglio presentare, sono fratelli e sorelle, Vincenzo e Giulia da Paceco. Ciao Vincenzo. Ciao. 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 Allora, com'è che voi praticamente avete indovinato subito al primo colpo praticamente l'oggetto misterioso? Tu Giulia, Io l'ho capito dalla forma e dal colore. ti ha fatto pensare praticamente che era una chitarra e subito mandato l'SMS. Sì. Mentre tu Vincenzo? Io dal buco nero, eppure si intravedevano i fili che ci sono nella chitarra. Sei riuscito praticamente a indovinarlo per questo? Sì. E avete mandato l'SMS e naturalmente avete vinto. Ok, io sono venuto qui per consegnarvi più che altro i premi, che sono due. Il primo è un buon omaggio per un paio di scarpine da neonato offerti dalla ditta Borotalco in via GB Fardella a Trapani, mentre la seconda è praticamente una cintura uomo Cerbo Williams offerti dalla ditta Blob Calzature sempre in via GB Fardella a Trapani. Vincenzo, che cosa puoi consigliare ai telespettatori che ci stanno guardando in questo momento? Guardate Strano Amore Siciliano perché si vince sempre. Mentre tu Giulia? Io lo consiglio perché intanto è un programma bellissimo secondo me. Io me lo vedo pure e ve lo consiglio, è bellissimo. Ok, amici telespettatori, un saluto da Alberto, un saluto da... Vincenzo? e un saluto anche da... Giulia. Ciao amici! Salve, sono Andrea da Valderice, sono il vincitore dell'oggetto misterioso della trasmissione Strano Amore Siciliano. Sono qua per testimoniare la vincita dei premi. Uno è un tappeto persiano zerbino offerto dalla ditta Arte Persiana. L'altro premio è un ciondolino a cuore con strass offerto dalla ditta Yamamai in GB Fardella. Con questo vi saluto e vi raccomando, guardate la trasmissione Strano Amore Siciliano. Arrivederci. Buonasera a tutti, sono Giovanna da Trapani, sono qui per testimoniare che ho vinto l'oggetto misterioso della trasmissione Strano Amore Siciliano. Ho vinto il premio una sciarpa di Sergio Tacchini di Buffa, della ditta Buffa Anna Maria in via GB Fardella, e una collana di perle d'astro sempre in via GB Fardella. Guardate Strano Amore Siciliano, vi divertirete un mondo e potete vincere tanti premi. Ciao ciao da Giovanna. Signori telespettatori, buonasera da Vito Tucano, siamo qui al centro smistamento sito Mia Marconi e come ogni tanto sostituisco Albergo in quanto lui è preso sempre da numerosi impegni. Questa sera sono qui per presentarvi la vincitrice dell'ultimo indovinello, ossia la rubrica dell'oggetto misterioso, che è Agnese. Agnese, come vedete, è una bellissima ragazza che
dimmi, come hai vinto? Hai telefonato ad Alberto oppure gli hai mandato un messaggio? Allora, io ho mandato un messaggio e guardando il programma, siccome mi piace, ho visto, insomma, ho riconosciuto l'oggetto, allora ho deciso di mandare il messaggio. Quindi possiamo dire che sei una nostra fan? Sì. Da quanto tempo? È da poco perché non l'avevo ancora scoperto, però da quando lo vedo ne sono contenta perché è piacevole. Quindi Alberto è molto bravo nel presentare. Molto. Ho capito, questo mi fa piacere. E dimmi, l'hai riconosciuto subito? Hai avuto bisogno della replica? Hai avuto bisogno di suggerimenti? L'ho riconosciuto più che altro quando lui ha dato l'indizio della mano. Allora, insomma, lì ho capito che era una chitarra e così. E, insomma, è stato anche merito suo se ho capito cos'era. Quindi dobbiamo dare metà dei premi ad Alberto? No. No? Alberto no, niente. Va bene, allora adesso ti dico cosa hai vinto. I premi sono 3, in quanto lei non era la sola vincitrice, ma altre 2 persone hanno rinunciato ai loro premi per motivi personali. Il fidanzato ce l'hai? No. Niente, nessuno in vista, niente. In vista, ma per ora no. E allora, per San Valentino vi potrai regalare una cravatta offerta da Camicia & Co, che si trova in via Fardella. Il buono è tuo. Grazie. Poi ti verrà dato in omaggio un pupazzo Winnie the Pooh offerto dalla ditta Mondo Bambino. E infine una cosa che ti potrà molto servire, sicuramente adesso ci saranno le prossimità delle feste, qualcosa del genere, un taglio e una piega offerto dalla ditta Alessa Salvatore, sempre in via Fardella. Grazie. Grazie a te per aver partecipato soprattutto. È stato un piacere per la trasmissione. Qualche suggerimento per i nostri telespettatori? Di seguire questo programma perché ci si diverte e perché è veramente fatto bene. Almeno mi auguro che i premi ti siano piaciuti. Sì, perché come si è potuto vedere si vince se si partecipa. Bene signori, per la rubrica del nostro indovinello vi saluto da Vito Tucano e un bel saluto da Agnese. Ciao, alla prossima! Ed eccoci qua, ci siamo visti naturalmente alla consegna del premio, l'intervista che abbiamo fatto ai vincitori dell'oggetto misterioso della puntata scorsa, ma adesso naturalmente che cosa c'è da fare, Marilena? Dobbiamo dire quale sia l'oggetto misterioso nuovo, per cui amici telespettatori fate attenzione, guardate attentamente perché in questo momento state vedendo l'oggetto misterioso. Vedi anche tu Marilena? Sì, attenzione, L'oggetto misterioso, attenti, attenzione, guardate, non avete fretta. Osservate bene. Osservate bene, state guardando. Che cosa potrebbe essere? Secondo te Marilena che cosa potrebbe essere? Non lo so, forse un cane. Un cane? Gli occhi dove ce li vedi? Non lo so. Un gatto. Un gatto, non so. Oppure qualche oggetto misterioso, non so. Non lo so, un soprammobile forse. Un soprammobile, Amici telespettatori, state guardando, riflettete e mandateci i vostri sms, sempre al solito numero che voi conoscete bene, ossia il 348 03 82 850, che noi non vediamo l'ora di premiarvi. Ma adesso vi diciamo che cosa? Qual è il premio per l'oggetto misterioso nuovo, ok? Qual è, Marilena? È una favolosa trousse trasformabile. Una favolosa trousse trasformabile, pensate bene. Offerta dalla ditta Leader Cosmesi in grosso dettaglio articoli per bellezza. Esattamente, che si trova dove? In via Marconi 18 a Trapani. A fianco al cinema Arlecchino. Sì. Ah. E ha tutto per il trucco, articoli di bigiotteria, piastre professionali, larga gamma di asciugacapelli, profumi e quant'altro. Perfetto, amici telespettatori, state vedendo dalle immagini, è una favolosa trousse, è bellissima proprio, e poi è super completa, state vedendo, ci sono i cassettini, quei favolosi colori, gli smalti, i pennellini. E che specchio! E che specchio favoloso che c'è addirittura il manico da portarla, perché si può portare praticamente. Sì, la possiamo portare dove si anche a vuole. spasso. Ma questa non è una trousse, questo è un robot. È bellissima. È davvero bella, dai. Amici telespettatori, mandate l'SMS così potete vincere questa bella trousse, ok? Sì, certo. Va bene, cosa possiamo ricordare ai telespettatori? Di mandarci tanti SMS perché non vediamo l'ora appunto di premiarvi e darvi questa bellissima trousse, perché la settimana entrante ci sarà un solo vincitore, ok? Il primo che indovinerà vincerà questa bellissima trousse. Va bene? Per quanto riguarda la rubrica dell'indovinello, Alberto vi saluta e vi saluta Anche Marilena. Ciao! Oh yeah!